Leggi venete nel mirino della Corte Costituzionale. Il governo impugnerà infatti la legge approvata a Palazzo Ferrofini che applica il principio del prima ai veneti nell'accesso agli asili e alle scuole dell'infanzia, assegnando una sorta di corsia preferenziale per chi vive da tempo in Veneto. L'esecutivo ha trasmesso gli atti alla consulta affinché ne verifichi la costituzionalità. Quella stessa consulta che oggi ha bocciato la legge veneta relativa all'obbligo di utilizzare l'italiano nelle moschee. Nel suo complesso, la cosiddetta legge antimoschee varata nell'aprile dello scorso anno è legittima. Ad essere bocciato è l'aspetto che riguarda l'obbligo dell'uso della lingua italiana, aspetto che secondo la consulta travalica la finalità urbanistica del provvedimento, andando ad incidere sulla libertà di culto. L'articolo venne inserito dalla maggioranza del Consiglio regionale con lo scopo di garantire maggior sicurezza, evitando prediche estremiste, e così tra moschee ed asili è un vero e proprio braccio di ferro quello ingaggiato tra Roma e Venezia. Noi siamo uno Stato dove tutti i cittadini che sono tali sono uguali sia quelli veneti, quelli lombardi, quelli emiliani e tutti gli altri. Avere in un territorio un privilegio per una componente che legittimamente può rivendicare dei vantaggi essendo quella che produce nel territorio, ma non legati ai diritti fondamentali. Sulla questione asili ribatte il governatore Zaia che ora si appresta ad estendere il principio di prima ai veneti anche ad altri settori del sociale come le case di riposo. Anticostituzionali. Allora mi sembra che il dibattito si possa subito chiarire. La Costituzione è rispettata. Tra due cittadini in difficoltà, a mio avviso, viene prima il cittadino in difficoltà che è del territorio piuttosto che quelli del resto del mondo. Dopodiché se c'è un pezzo di pane c'è per tutti, però dobbiamo anche pensare ai nostri profughi che sono quei veneti che non sbarcano a lunario. Botta e risposta a distanza con il sottosegretario all'economia, il veneziano Pierpaolo Baretta, che attacca i vertici della regione. La mia opinione è che il Veneto deve chiedere di contare di più a Roma, non di separarsi da Roma. Ma Zaia non ci sta e torna a battere il tasto dei tanti privilegi concessi alle regioni a statuto speciale. Io conosco molte leggi che si possono tradurre con prima i siciliani, prima i trentini, prima i bolzanini, prima i friulani, adesso non facciamo sempre le cause in Veneto e con gli altri ci giriamo dall'altra parte.